entriamo nel vivo della serata e do la parola al dottor Trabucco. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori innanzitutto per l'invito e anche per la possibilità che viene data a un giovane studioso della Costituzione di confrontarsi comunque con personalità qui al tavolo che possono non avere delle idee ovviamente simili alla mia, ma che costituiscono però da un punto di vista scientifico e critico delle provocazioni importanti che meritano rispetto e attenzione. Io non parlerò del problema dell'indipendentismo, a me è stato chiesto di affrontare invece l'argomento della riforma costituzionale, che come sapete è in discussione in Parlamento, e mi limiterò a pormi una domanda analizzando gli aspetti ovviamente salienti di questa riforma, ossia qual è il livello di autonomia che la riforma assicura a regioni ed enti locali territoriali, precisando come il concetto di autonomia e il concetto di indipendenza da un punto di vista giuridico ovviamente vanno tenuti distinti per le ragioni che poi vi elencherò. E vorrei iniziare utilizzando l'espressione di un costituzionalista ferrarese che non è molto affine alla scuola patavina, ma che credo abbia colto nel segno quando ha commentato per la prima volta il progetto di riforma costituzionale. Diceva, insomma, parliamo di cose serie, non parliamo di riforme costituzionali. Perché, attenzione, dobbiamo porci la domanda a che cosa serve una riforma costituzionale. Che la Costituzione si possa cambiare, che la Costituzione si possa modificare con il procedimento che è indicato ovviamente nella Carta, questo ovviamente è possibile, tranne una serie ovviamente di limiti che, come sapete, non possono essere valicati pena la violazione dello stesso patto costituzionale. Però se voi leggete anche dalla stampa, dai quotidiani, dalle dichiarazioni di esponenti dell'esecutivo, del governo, si dice che una riforma serve per migliorare le condizioni di vita di un paese, serve per assicurare una maggiore stabilità. Questo non è vero, questo è una valutazione politica, non è una valutazione giuridica. Le riforme costituzionali non servono ad assicurare un governo migliore, come non servono ad assicurare un governo stabile, perché questo non dipende dalle leggi, non dipende dai decreti, ma dipende dalla virtù di coloro che ci governano. Dipende, per utilizzare un latinismo, dalla auctoritas, dalla autorevolezza di chi detiene il potere politico in un dato momento storico, culturale, sociale, economico. Aveva ragione Edmund Burke nel Settecento, quando diceva, commentando nelle sue riflessioni sulla rivoluzione francese, quando diceva che sperare, cito testualmente, di cambiare radicalmente le modalità di organizzazione del potere politico attraverso leggi e decreti non è una pretesa sensata. Quindi io ho voluto iniziare la mia relazione proprio mettendo in evidenza a che cosa non servono le riforme costituzionali, dandone quindi una sorta di definizione, potremmo dire, per via negativa. Le riforme non servono per assicurare stabilità, non servono per migliorare il Paese, perché abbiamo visto che questo dipende da valori, da principi, da virtù che non stanno nelle leggi. Qui c'è un avvocato, Renzo, lo conosce molto bene perché svolgendo anche l'attività professionale lo sa che poi tante volte nella pratica applicativa si va molto spesso attraverso l'interpretazione, quante volte l'interpretazione è creatrice in direzioni diverse rispetto alla ratio voluta, cioè all'intenzione originaria del legislatore. Chi svolge, chi esercita la professione forense, questo lo sa e lo conosce molto bene. Attenzione, questo non significa che non ci sia nella nostra Costituzione, che come sapete è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 ed è vigente, tranne qualche modifica. La Costituzione ha subito dei cambiamenti ovviamente nel corso del tempo, anche se non ha mai avuto una revisione tout court di tutta la parte seconda. Questo non significa che non ci sia qualcosa da cambiare, questo non significa che non ci siano delle parti che debbano essere ovviamente modificate. Faccio solo qualche esempio. Il titolo quinto, la parte della Costituzione che è dedicata ai rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali e territoriali, è stata riformata nel 2001.
ha aumentato in maniera esponenziale il contenzioso, cioè i conflitti tra Stato e Regioni, sia sul piano della competenza legislativa, sia sul piano del conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. Il bicameralismo perfetto, no? 2 camere, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, che rallentano l'iter legislativo. Se l'intento dei costituenti era quello di una Camera di raffreddamento, questo poteva avere un senso nel 1948, forse nel 2014 questo non funziona più. Oppure la verifica dei poteri affidata agli organi parlamentari, è un cortocircuito, no? Che deprime poi quel livello di legalità che dovrebbe essere garantito da uno Stato di diritto. Il voto degli italiani all'estero. Il voto degli italiani all'estero è una mostruosità, perché consente a persone prive di qualsiasi reale legame con il paese di decidere quanta IRPEF pago, mentre loro le tasse le pagano altrove. Quindi attenzione, c'è qualcosa che va modificato, c'è qualcosa che va cambiato, ma il concetto di riforma, inteso come mutamento dell'esistente, forse è un termine eccessivo. Forse sarebbe più opportuno parlare di accorgimenti costituzionali che di riformare un sistema che forse con qualche modifica qua e là, ripeto, ci sono degli aspetti che sicuramente necessitano un cambiamento, ma non tali da stravolgere come avviene ad esempio nella proposta Boschi-Renzi, che è stata approvata, come sapete, l'8 agosto in prima deliberazione al Senato della Repubblica. Questa era un po' così una premessa, no? Quindi capire a che cosa non servono le riforme costituzionali. Oggi invece le riforme costituzionali vengono utilizzate per una finalità diversa. Premesso che il termine riforma è sbagliato, comunque improprio, oggi le riforme vengono utilizzate affinché la classe politica si autolegittimi. La riforma serve per mettere la bandierina, per dire io esponente di X o Y partito, di X o Y formazione politica, ho fatto la riforma. Ma questa è una dimensione di autoreferenzialità della politica, non è una dimensione insita in un intento riformatore o comunque in un intento di aggiornamento del testo costituzionale che necessariamente invecchia e che quindi deve essere adeguato alle necessità e del momento presente. E allora il problema che ci si pone è questo, il problema che mi sono posto io, che mi hanno chiesto gli organizzatori di questa serata è questo, la domanda che mi sono posto è questa. Questo tentativo di riforma, uso la parola riforma anche se vi ho spiegato le ragioni per cui io ritengo inappropriato questo termine, inopportuno, come questa riforma risponde alle esigenze del territorio? Alle esigenze non del territorio come mero confine amministrativo, ma del territorio che è dimensione esponenziale di una collettività che in quel territorio è organizzata, che vive e che risiede. Io ho analizzato 3 aspetti: la riforma del Senato, la riforma delle competenze legislative Stato-Regioni, la riforma delle province montane. In tutti questi 3 aspetti io personalmente non ho trovato una risposta soddisfacente alla domanda che mi ero fatto, ossia se questo progetto che è stato approvato al Senato e che adesso con la ripresa dell'attività parlamentare probabilmente sarà trasmesso per l'approvazione in prima deliberazione alla Camera dei Deputati, è in grado di soddisfare quelle ragioni di autonomia intesa come elemento che proviene, che è connaturato alla collettività organizzata, di cui gli enti locali territoriali, le province, i comuni, le città metropolitane e poi le regioni sono espressione. Non sono enti fini a se stessi, sono sempre espressione di una collettività che è insediata in quel territorio. Prima però di analizzare questi 3 aspetti e di vedere come questi 3 aspetti, Senato, rapporti Stato-Regioni, competenze legislative e riforma delle province, rispondono o meno alla richiesta di autonomia che proviene dai territori, io credo che sia opportuno preliminarmente chiarire che cosa vuol dire autonomia. L'autonomia non è un concetto giuridico, o meglio, lo è in una seconda battuta. L'autonomia è un concetto antropologico. L'autonomia non è mai separata dall'uomo. Non è un concetto che si costruisce a tavolino, come se si trattasse di un dogma giuridico. L'autonomia è una componente dinamica, lo diceva bene Benvenuti, dell'ordinamento giuridico.
è una componente che permette, è un po' il termometro, quando noi ci misuriamo la febbre, no? Vediamo la temperatura corporea. Ecco, l'autonomia è il termometro che permette di capire il livello di democraticità dell'ordinamento e della sua capacità di essere funzionale, quindi di rispondere alle esigenze del territorio. Prima è un concetto antropologico, poi è un concetto giuridico, poi deve trovare una collocazione, una traduzione in norme di diritto positivo, ovviamente prima di tutto in norme di natura costituzionale. L'autonomia quindi, e proprio perché è un concetto antropologico, diventa anche un concetto culturale. L'autonomia è cultura dell'autogoverno responsabile. Non esiste autonomia senza responsabilità. Una responsabilità che non può essere solo politica, dovrebbe essere anche una responsabilità giuridica. Dovrebbe essere una responsabilità che investe tutti gli ambiti, tutti i settori. È vero che prima è stato citato l'articolo 5 della Costituzione, io so che ovviamente agli amici indipendentisti l'articolo 5 è il retaggio della Rivoluzione francese. La Carta Costituzionale del 1791 conteneva, no, il riferimento a quel principio che poi noi oggi traduciamo come integrità territoriale. Mi rendo perfettamente conto che per loro, e rispetto ovviamente alle loro posizioni, questo è un problema. È un problema anche per loro facilmente superabile in nome del diritto all'autodeterminazione dei popoli, che addirittura si porrebbe in una posizione extraordine, quindi al di fuori del sistema di potere costituito. Ovviamente io non ho questo tipo di posizione da costituzionalista, però, ripeto, non entro sul tema, perché non è l'oggetto di questa relazione. Però voglio dire solo due aspetti importanti. Chiarito quindi che il concetto di autonomia non è un concetto che si pone a livello di indipendenza. L'indipendenza presuppone il superamento dell'ordinamento giuridico positivo. Un'indipendenza si pone essa stessa come momento, come potere costituente. Quindi un conto è il livello di autonomia, un conto è il livello di indipendenza. L'autonomia opera invece all'interno dell'ordinamento, opera in un sistema di potere costituito. Poi possiamo più o meno condividerlo, però i concetti vanno ovviamente tenuti distinti. Bene, la norma dell'articolo 5 che è stata citata è vero che dichiara all'inciso che la Repubblica Italiana è una e indivisibile, ma dice anche che riconosce e promuove le autonomie locali. Ecco, forse non ci si è mai soffermati adeguatamente su questo aspetto, perché la promozione delle autonomie locali è fare dell'autonomia un indirizzo politico per il legislatore, cosa che non è stata fatta. Poi possiamo vedere come l'autonomia è stata declinata, basti pensare alla legge 142 del 90, al decreto legislativo 267 del 2000 in materia di testo unico enti locali, vediamo la riforma delle province, parliamo della riforma delle province, della legge del Rio entrata in vigore ad aprile di quest'anno. Ecco, è ovvio che poi il legislatore non ha seguito l'indirizzo della Costituzione, ma l'indirizzo della Costituzione dovrebbe essere quello di promuovere le collettività, di promuovere le esponenzialità di cui le collettività territoriali sono espressione, ovviamente in un contesto autonomistico nell'ambito di un sistema di potere costituito. Quindi questa è la distinzione poi dal mio punto di vista tra un concetto di autonomia e un concetto di indipendenza che si pone al di là. Mi avvio alla conclusione perché vedo che il tempo stringe. Lasciatemi, tralascio il problema delle competenze perché andremo troppo oltre. Riforma del Senato e province montane, no? Viviamo in una zona di montagna, in una zona di alta montagna, dove il problema dell'autonomia qui è molto sentito. Si è celebrato un referendum per il passaggio alla regione speciale Trentino-Alto Adige-Sud Tirolo, che poi la Cassazione ha bocciato, eccetera. Ecco, come chiarito il concetto di autonomia, come la riforma costituzionale Boschi-Renzi, approvata già in prima battuta al Senato, risponde alle esigenze autonomistiche. Il Senato non risponde. Il Senato diventa fondamentalmente una sorta, semplifico molto, non voglio entrare in tecnicismi che vi annoierebbero solamente, il Senato diventa fondamentalmente un organo consultivo, no? Non deve più dare la fiducia, però nello stesso tempo interviene su leggi di modifica costituzionale, quindi laddove poi si gioca la partita dell'indirizzo politico del governo, quindi già questa è un'assurdità. Una battuta, il Senato dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali, ma allora in un sistema dove le istituzioni territoriali dovrebbero avere pari dignità costituzionale, perché la Repubblica è costituita, no, dallo Stato, dalle regioni, dalle città metropolitane, le province scompaiono dai comuni, noi abbiamo una rappresentanza delle regioni
abbastanza discutibile, una rappresentanza dei comuni che però sono rappresentati meno quantitativamente rispetto alle regioni, non sono rappresentate le città metropolitane. Ma come? Ma se tutti siamo sullo stesso livello, allora forse aveva ragione Mortati quando, commentando l'articolo 3 della Costituzione, diceva sì, in Italia tutti sono uguali, ma qualcuno forse è più uguale di qualcun altro. Quindi attenzione che un Senato che rappresenta le istituzioni territoriali dovrebbe garantire pari dignità istituzionale a tutti i livelli di governo, a tutte le persone giuridiche pubbliche costitutive della Repubblica. Questo non avviene perché le città metropolitane non sono rappresentate e addirittura i sindaci, che ovviamente sindaco al vertice dell'amministrazione comunale ma anche ufficiale del governo, ricordiamolo, viene nominato dai consigli regionali, quindi non c'è neanche una partecipazione, un meccanismo decisionale attivo affinché ovviamente i comuni possano essere rappresentati. La loro rappresentanza è affidata a un atto di nomina ovviamente dei consigli regionali. Tralascio, per ragioni di tempo, chiedo al nostro moderatore se posso chiudere sulle province montane, mi scuso se sottraggo tempo agli altri ospiti. Il problema delle aree montane, no? Il secondo punto che volevo affrontare con voi, quindi abbiamo visto che l'autonomia rispetto al Senato perde, non c'è una norma di garanzia tale da blindare anche a livello di rappresentanza territoriale le autonomie locali territoriali e le regioni, per i motivi che vi ho detto. Questa autonomia che vi ho descritto prima risponde alle esigenze di un'area di montagna, di una provincia interamente montana come la provincia di Belluno, che soffre poi perché è stretta a tenaglia tra l'altro tra due regioni ad ordinamento differenziato, cioè tra due regioni speciali che sono da una parte, come sapete, il Trentino Alto Adige Sud Tirol, che gode comunque di un'autonomia finanziaria maggiore rispetto al Friuli, e dall'altra parte il Friuli Venezia Giulia. Voi sapete che queste regioni, Friuli e Trentino insieme ad altre, godono per Costituzione di forme e condizioni particolari di autonomia che il testo fondamentale fin dal 48 ovviamente riconosce. Ci sono degli statuti che ovviamente affidano un'ampia autonomia legislativa sottofinanziaria, no? Che è la possibilità di trattenere nel territorio quote di gettito importanti. Ecco, voi sapete che la riforma Boschi-Renzi ha introdotto un riferimento anche alle aree montane, voleva dare alle aree montane un elemento in più, voleva riconoscere anche alle aree montane una sorta di autogoverno, insomma una sorta di riconoscimento. C'è una norma nella Boschi-Renzi che si dice che insomma la competenza in materia di enti locali di area vasta, cioè di aree montane, è ripartita tra Stato e Regioni. Quindi lo Stato detta le linee generali, la Regione le linee di dettaglio, tenuto conto proprio delle aree montane. Io credo che questa sia una norma assolutamente inutile, è una norma che non tutela niente e nessuno, è una norma che qualcuno ha definito assolutamente blanda e incolore, e mi sento di condividere il giudizio. Innanzitutto nulla vieta, le province ovviamente sono soppresse, quindi non sono più elemento costitutivo della Repubblica, e quindi il legislatore può disporne come meglio crede, come meglio ritiene. Può ad esempio ovviamente procedere ad accorpamenti, nulla vieterebbe un domani al legislatore di accorpare la provincia di Belluno con la provincia di Treviso, va bene, dovrà salvaguardare le aree montane, ma nulla vieta al legislatore di salvaguardare l'area montana all'interno dell'unica realtà istituzionale. E ovviamente si affida alla Regione un compito che la Regione ha sostanzialmente già. Già oggi le Regioni possono dettare delle norme di dettaglio in materia di enti locali e territoriali trasferendo delle funzioni amministrative. Va bene, dovranno tener conto delle aree montane, però è ovvio che la Regione Veneto, essendo una regione a statuto ordinario, per quanto possa tener conto delle aree montane, non potrà mai andare al di là dei confini propri di una regione ordinaria, e quindi ad esempio non potrà attribuire funzioni amministrative che invece può attribuire la provincia autonoma di Trento ovviamente ai propri enti locali territoriali. Quindi è una norma, questa delle aree montane, che è assolutamente una norma che articola la competenza, che non tutela nulla, che fa venir meno la garanzia del territorio, fa venir meno quel processo dal basso che dovrebbe vedere coinvolte le popolazioni locali nell'esprimere il loro punto di vista. Pensiamo anche agli stessi organi di autogoverno della provincia, no? Di fatto le province sono trasformate in enti di secondo livello, non c'è più una rappresentanza politica diretta, c'è una rappresentanza indiretta, no? Nominati che eleggono nominati, questo è il grosso problema che pone la normativa in questione. Quindi vedete che io ho cercato di trattare le cose in maniera molto semplice, mi scuso se poi sono entrato in tecnicismi, però tanto a livello di Senato, tanto a livello di riforma delle aree montane, la battaglia, la risposta alle esigenze autonomistiche ovviamente non regge, ovviamente non c'è.
E questo perché non c'è? Perché viviamo in una cultura fortemente statocentrica, in una cultura dove lo Stato ovviamente ha paura, ecco, l'unità e l'indivisibilità della Repubblica quindi vengono visti come paura da parte dello Stato a cedere, a responsabilizzare le autonomie locali e territoriali. Io su questo invece sono assolutamente contrario. L'unità e l'indivisibilità della Repubblica non precludono la trasformazione dell'ordinamento in un ordinamento federale, in un ordinamento tale da responsabilizzare tutte le autonomie regionali. Manca ovviamente la volontà politica di farlo e, come insegna Manzoni, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può certamente dare. Grazie.